L'inflazione sfiora ormai il 10%, bollette di gas e luce 10 volte superiori rispetto al 2021, una situazione che pare tornare indietro, almeno per quanto riguarda l'inflazione, agli anni 80, con la grande differenza però che quella volta gli stipendi e le pensioni avevano il paracadute della scala mobile e poi c'è anche una situazione internazionale molto complicata in questo momento, si parla anche di speculazione dei materiali. Ne parliamo stasera con Barbara Puschiasis, Presidente Consumatori Attivi, in questa prima puntata della settimana di Screenshot. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, Puschiasis, mi faccia l'elenco di quello che è aumentato, anche se è visibilissimo. Oggi sono andato a fare la spesa, peraltro ci vado spesso, vado io in casa, lo ammetto, e quando ho preso l'olio da friggere mi costava 4,50 €, volevo riporlo indietro perché 4,50 € mi pare veramente un salasso notevole, improponibile. Non si può sentire, non si può vedere. In realtà gli aumenti, insomma, sono su tutti i beni e su tutti i servizi, però da che cosa partono principalmente? Dal gas, poi è caduta l'energia, perché sappiamo che il prezzo dell'energia è calcolato sul prezzo del gas, quindi sono legati, e poi da lì ovviamente su tutti i beni di consumo, su quello che troviamo al supermercato, ma anche su autovetture, immobili, ne parlavamo fuori onda, anche sul settore edilizio, Certo. che ormai purtroppo un intervento anche nelle nostre case è difficilissimo farlo se non c'è un bonus. Sì, peraltro vanifica il bonus. Peraltro vanifica il bonus, perché se costa il doppio, bonus è il 50%, possono darmi al 50%. 50%. Io l'ho fatto, lo ammetto, e se mi è costato il doppio, esatto, quindi vanificato completamente. ecco, abbiamo effettivamente degli incrementi su larga scala. Per quanto riguarda ad esempio il settore alimentare, che è un settore primario perché tutti noi dobbiamo alimentarci, parliamo di incrementi che vanno dal 10 fino a salire al 70-80%. Sì, infatti mi viene una domanda, no? Cioè, parliamo di inflazione al 10%, 8%, insomma dovrebbe essere lì, no? Ma la percezione è ben superiore in questo momento, forse perché è una questione di paniere, cos'è che detta l'inflazione? Tanto per spiegarlo alla signora Maria che si ritrova con aumenti 50% da una parte, 100% dall'altra, 200%, 70%, dice ma com'è che è solo l'8% alla fine l'inflazione? Hai assolutamente ragione, nel senso che è un aspetto che noi contestiamo come associazione dei consumatori da tantissimo tempo, perché l'inflazione viene calcolata dall'Istat in base ad un paniere di beni appunto di consumo che vengono acquistati dalle famiglie, dalla famiglia media. Sì, ci sono anche dei beni strani, esatto. dei beni strani all'interno. Diciamo che appunto questa lista di beni debba essere assolutamente rivista, perché se stiamo parlando oggi di aumenti che vanno minimo dal 10% fino a salire al 150%, ne parleremo dopo, ma anche di più se parliamo del settore energia, come possiamo parlare di un'inflazione dell'8,9%? Cioè questo c'è ancora inspiegabile. È vero che ad esempio ci sono alcuni servizi soprattutto come autostrade, come treni, che non hanno subito un grande incremento, però questo in tanti bilanci familiari incide praticamente niente, perché magari non abbiamo famiglie che utilizzano il treno, che non utilizzano la corriera, ma utilizzano la propria autovettura con l'aumento del carburante che insomma è all'evidenza di tutti. Certo, peraltro se non sbaglio fino al 3 di ottobre, no? C'è la proroga sul carburante, lo sconto, sì. Dei 25 centesimi. Esatto, se dovesse cadere anche quello saremmo proprio nei guai. Facciamo un po' un elenco insomma di quello che ha aumentato di più rispetto a quello che ha aumentato un po' di meno? Se ne abbiamo, non so, voli internazionali piuttosto che altri? I voli sicuramente, vabbè, i carburanti l'abbiamo già detto, concentriamoci sull'energia, che abbiamo incrementi anche del 600% in alcuni casi, se confrontati col 2020 ovviamente, non con i primi mesi del 2022. Mi ricordo io che nel 2020 ho testimoniato, magari col mio telefonino, o l'ho anche condiviso l'altro giorno, ho pagato 1 euro alla benzina con lo sconto, 1 euro ho pagato, adesso si paga 1,60 euro, con lo sconto sempre, 1,60 euro, 1,50 euro per la benzina, poi il diesel adesso è schizzato in alto. Parliamo del 2020, 1 euro quella volta. Pazzesco, sembra un'epoca fa veramente. Esatto. Però
Però poi abbiamo appunto gli alimentari, quindi soprattutto la carne, il pesce, i prodotti da freezer e frigorifero, perché scontano ovviamente una catena del freddo che ha un costo importante anche nella filiera di produzione e di lavorazione di quello che poi noi ci troveremo sulla tavola. Quindi oltre all'incremento per la produzione, e mi riferisco ad esempio anche alle verdure, abbiamo scontato e stiamo scontando la crisi idrica e quindi anche questo aspetto si sta riversando poi su una scarsità di prodotto e su un aumento del costo di quello che è disponibile. Ulteriormente stiamo registrando degli incrementi molto importanti anche su fonti energetiche alternative, chiamiamole così, come ad esempio il pellet e la legna. Introvabili, soprattutto la legna. E quelli che sono trovabili purtroppo scontano dei prezzi, ad esempio per quanto riguarda il pellet, da un sacco da 15 kg a 3 euro siamo arrivati a quasi 12 euro, anche più in alcuni casi. Quindi assoluta attenzione anche quando ci rechiamo a fare la spesa, a comprare qualcosa. Non ci si sa con che cosa riscaldare. La scorsa settimana abbiamo avuto anche Carlo Piemonte del Legno Arredo, insomma, che spiegava che le importazioni appunto da Bosnia e Serbia sono interrotte, per cui adesso non si ha praticamente la legna e se si ha un bancale a 400 euro, una roba incredibile quando era a 150 l'anno scorso. Quindi alla fine uno dice con che cosa mi devo scaldare, ecco, in questo momento. Alla fine sale un po' l'ansia, perché sicuramente l'autunno sarà un autunno che ci imporrà delle scelte di rigore per le famiglie, quindi dovremo essere molto bravi a far combaciare quelle che sono le uscite con quelle che sono le entrate, perché come si diceva prima, purtroppo ci troviamo in una situazione di stagflazione, viene definita, dove comunque anche il reddito delle famiglie non sta aumentando, non abbiamo un'economia brillante, no, che sta trainando. Certo, e le classi di integrazione sono appena iniziate. Quanto pagherà in più, diciamo, una famiglia in questo 2022 alla fine? Avete fatto un conto? Le stime sono delle più varie, poi vince chi ovviamente dà il numero più alto, no, solitamente. Ma se restiamo nella realtà... soprattutto sulle utenze di energia elettrica e gas, e lì il dato è già impressionante, riferendoci a quello, nel senso che se nel 2020 una famiglia per energia elettrica e gas, famiglia modello con un appartamento di 100 metri quadri, spendeva all'incirca 1.500 euro complessivamente, nel 2022 potrebbe arrivare a pagare 5.700 euro per le due utenze. Quindi già qua parliamo di aumenti incredibili. O si paga il gas o si va a mangiare, insomma, ecco. Con tutte le ricadute che ci sono, perché dopo magari non ti puoi neanche permettere una pizza fuori e quindi i ristoranti rischiano di chiudere, insomma, e lì sta il grande problema. Ovviamente anche tutto il sistema produttivo è colpito da questi grandissimi incrementi e se noi parliamo di una bolletta che da 90 euro oggi potrebbe arrivare al mese a 400 euro, per quanto riguarda un'attività produttiva parliamo veramente di migliaia di euro. Quindi queste misure che ci sono state presentate anche ieri, sì, sembrano molto delle misure tampone, anche delle raccomandazioni alle famiglie di risparmiare, ma che alla fine portano a un risparmio di 180 euro in un anno nella bolletta. Che cos'è 180 euro se stiamo parlando di 5.700 euro di costo per gas e energia elettrica in un anno? Ecco, quindi quelle raccomandazioni che sono uscite ieri, che usciranno, insomma, cioè 19 gradi piuttosto che 20, accendere il termosifone 7 giorni dopo e spegnerlo 7 giorni prima, non vi trovano a favore in questo momento. Cioè, sono raccomandazioni, però alla fine è un po' come i bonus. Si dà i bonus palliativi ma non si riesce a creare qualcosa di strutturale. Allora, sono le raccomandazioni che abbiamo sempre detto e ormai, insomma, credo che anche i muri ce lo possano dire. Il fatto che non si debba tenere il televisore in stand-by quando non lo guardiamo è un'ovvietà che tutti noi conosciamo. Il fatto che la lampadina vada spenta nel momento in cui non ci troviamo in quella stanza è un'altra ovvietà. Quindi sicuramente fa bene ripetere queste regole, fare sì che insomma diventino proprio parte del nostro DNA.
però non risolveranno il problema, cioè non lo risolveranno, e ad oggi noi abbiamo delle misure per andare a contrastare il caro bollette o per creare un ammortizzatore sociale per le famiglie più in difficoltà che arrivano fino al 31/12/2021. Quindi una volta che noi siamo arrivati a quella data lì non sappiamo se poi verranno rinnovate e questa diventa una tragedia. Diventa veramente una tragedia perché tante famiglie purtroppo si trovano ad avere grosse difficoltà con delle banche che per concedere prestiti, finanziamenti eccetera hanno necessità di avere garanzie. Quindi se già una famiglia ha un mutuo alle spalle per l'acquisto della casa, magari si trova adesso anche ad aver fatto interventi col super bonus, quindi cessioni e non cessioni eccetera, quindi con un bilancio abbastanza complesso ed è la storia di tutti i giorni, non è la storia di qualche eccezione, ecco. E ovviamente il fatto di ricevere una bolletta che 2 anni fa era di 90 euro e quest'anno mi arriva di 450 euro per un mese, oltre alle spese dei figli, alla spesa dei trasporti, eccetera, crea grossi problemi familiari. Certo. Se uno, io credo che moltissime persone in questo momento vedono la propria bolletta e dicono, beh, allora a questo punto quasi quasi cambio gestore, vado sul mercato libero, mercato tutelato, prezzo fisso. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza, Puschiasis. Sì, Cosa allora, si può fare in questo momento? Allora, quando trovi il classico bollettone. Il bollettone purtroppo è da pagare. È da pagare, e anche se è da rateizzare comunque lo devi pagare alla fine. Esatto, e anche le rateizzazioni ARERA oggi non ci sono più, sono durate qualche mese, quindi purtroppo è una misura che è costata insomma diversi soldi allo Stato italiano e speriamo che venga rinnovata però, perché effettivamente per chi aveva difficoltà spalmare il pagamento della bolletta in 10 rate e che questo fosse previsto appunto da una norma era un buon sollievo. Allora, quello che si può fare è sicuramente fare una ricerca utilizzando il sito dell'ARERA, quindi dell'Autorità per l'Energia, e il motore di ricerca che c'è all'interno. Quindi è un sito istituzionale dove noi con la bolletta a fianco, comodamente da casa, possiamo inserire i nostri dati di consumo, la composizione del nucleo familiare, l'immobile da riscaldare, quindi l'ampiezza, eccetera, i metri quadri, e il fabbisogno energetico che solitamente noi registriamo, e in base a quello possiamo trovare le offerte più confacenti per la nostra utenza. Allora, di offerte ce ne sono una miriade, centinaia, esatto, e anche di operatori. Quindi attenzione, abbiamo il mercato di maggior tutela, che è il mercato che nel 2024 in teoria cesserà di esistere salvo proroghe. Quel mercato lì come funziona? Abbiamo l'autorità che trimestralmente e da ottobre mensilmente va a diciamo, fare un rilevamento delle tariffe applicate, dei costi applicati e fissa quindi la tariffa per il mercato tutelato da applicare ai clienti, quindi da ottobre mese per mese. Abbiamo invece il libero mercato, cioè tutti coloro che a ogni ora del giorno ci chiamano al nostro cellulare per proporci l'offerta. Prima cosa, non accettiamo mai di concludere un contratto telefonicamente, questa proprio che sia una regola per tutti. Seconda cosa, se vogliamo valutare, appunto utilizziamo il sistema che ho detto prima, ma dobbiamo aver ben presente che ci possono essere diverse offerte, quindi l'offerta con tariffa bloccata per 12 o 24 mesi ed è un'offerta che in base al decreto aiuti bis di agosto permette di non subire modifiche a quella tariffa almeno fino ad aprile 2023. Quindi la tariffa che noi andiamo a scegliere in base a un contratto bloccato dovrebbe restare bloccata per il tempo che il venditore mi promette nel contratto, però comunque per legge non può venire modificata prima di aprile 2023. Quindi sicuramente se dobbiamo scegliere un altro contratto consigliamo questo tipo di contratto perché abbiamo già la chiarezza subito. Abbiamo poi altri tipi di contratto che sono quelli con le tariffe variabili. Questi io sinceramente li sconsiglio perché ci impongono di dover controllare mese per mese
che condizioni ci vengono applicate. Non abbiamo il tempo, non abbiamo la costanza, abbiamo 1000 cose nella nostra vita da fare e io consiglierei appunto di scartare questo tipo di soluzione qua. Poi è ovvio, cioè per risparmiare bisognerebbe puntare su abitare, vivere per lavoro o appunto per vita un immobile che sia non energivoro. Certo. Quindi se ci troviamo con un immobile di classe G eccetera, è ovvio che una valutazione per andare a riqualificare il nostro immobile dovrebbe essere fatta. Perché faccio un esempio. Allora, nel nostro territorio, Friuli Venezia Giulia, si stima che solo un immobile su 8 abbia la categoria A oppure B, quindi sia più performante dal punto di vista energetico. Il confronto tra i consumi di un immobile della categoria A con un immobile della categoria G è impressionante, nel senso che un immobile della categoria G consuma 10 volte tanto di media rispetto a un immobile della categoria A. Certo, allora e dopo subentra il fatto che bisognerebbe investire, ma in questo momento investire è alquanto impossibile. Allora, pausa, pubblicità e poi torniamo insieme a Barbara Puschiasis. Eccoci, bentornati con Screenshot. Parliamo di energia, parliamo di alimentazione, parliamo di inflazione e chi più ne ha più ne metta in questo caro bollette, ho detto bollettone, come ho detto nella prima parte della puntata, Barbara Puschiasis, Presidente Consumatori Attivi, con noi vicino per darci una mano, per farci lumi su quello che si può fare in questo momento di caro vita. Allora, andiamo con Alberto Comisso che ha intervistato per noi un po' di persone che ha trovato a Pordenone, che classico Vox Populi per chiedere un po' come sta vivendo questo difficile inizio fine estate, inizio autunno. Per quanto riguarda il risparmio energetico sicuramente gestiremo in maniera adeguata con il programma della gestione della temperatura, gli orari, pertanto sicuramente negli orari in cui non siamo a casa sarà spento il sistema energetico. Ecco. Quindi meno riscaldamento e anche meno luce? Meno luce negli orari opportuni, questa cosa verrà fatta insomma. Mi toccherà se chiudere i rubinetti, spendere meno, consumare meno, perché cosa fa? Se non ho soldi da pagare dopo fai misera tutto. Sì, non so come si andrà a finire. Ecco, più che io, forse è il caso che noi pensiamo al noi, perché è il noi quello che funziona in una dimensione più collettiva dove tutti devono rinunciare, magari qualcuno ha già iniziato e sa già che deve rinunciare, altri forse fanno più fatica. Eccoci tornati, avete sentito un po' la preoccupazione delle persone. Puschiasis, c'è un altro tema che volevo affrontare, quello della BCE che alzerà i tassi di interesse, 0,50, 0,75, adesso non me lo chieda, lo deciderà la Lagarde direttamente, non sono io che decido. Cosa determinerà questo per quanto riguarda i mutui? Allora, innanzitutto la BCE ha scelto di alzare i tassi di interesse dopo anni in cui questi erano sotto zero praticamente, per andare a combattere l'inflazione, quindi per andare a frenare l'aumento dei prezzi. Le famiglie subito hanno mostrato preoccupazione, non solo le famiglie ma anche le imprese, perché è ovvio che se aumentano i tassi allora aumenterà probabilmente anche la rata del mutuo o la rata del finanziamento. Quindi dobbiamo fare delle precisazioni, nel senso che il tasso che viene aumentato e che è già stato aumentato in luglio, seppur di poco, è il tasso Euribor. Sì. Quindi gli aumenti riguarderanno, parlando di famiglie, ovviamente i finanziamenti che sono indicizzati al tasso Euribor, sì, e non altre linee di credito. Quali possono essere le scelte da fare per potersi proteggere da un futuro che è così incerto come insomma lo stiamo descrivendo, ma come purtroppo è? Ovviamente abbiamo diverse tipologie di mutui sul mercato, quindi abbiamo la possibilità di concludere dei mutui a tasso fisso,
a tasso variabile con cap. Queste sono le prime distinzioni che tutti dobbiamo avere in mente. Allora, il tasso fisso solitamente applica un tasso molto superiore rispetto al tasso variabile. Il tasso variabile segue quelli che sono gli andamenti del mercato e, come dicevo prima, ovviamente è inferiore rispetto al tasso fisso perché non andiamo a pagare dei costi che ovviamente e dei rischi che il tasso fisso insomma si assume. E poi abbiamo il tasso variabile con cap, dove abbiamo un tasso che comunque si muove in base all'andamento del mercato, però abbiamo una soglia che viene predefinita tra la banca e il cliente, oltre il quale quel tasso non può andare, anche se per il mercato dovrebbe essere superiore, comunque la banca non potrà applicare un tasso superiore. È come il tetto del gas. Esattamente, è come stesso il tetto principio che avete sentito questi giorni, il tetto del gas. Stiamo facendo molta pratica con questi concetti. È il classico tetto, che ci mettono sopra la testa per coprirci, no? Quindi che cosa oggi potremmo andare a consigliare? Allora, sicuramente un tasso fisso in questo momento ci porta a pagare insomma molto di più rispetto a un variabile con cap. Il variabile con cap risponde a un profilo cauto di un cittadino cauto e potrebbe essere consigliato per contratti insomma a breve termine, nel senso che ci permette di avere una copertura ma di poter diciamo scommettere sul fatto che questo tasso mi resterà comunque più basso rispetto a un tasso fisso oggi. Il variabile oggi è sicuramente il più conveniente che troviamo sul mercato, è comunque ha dei tassi che non si registravano comunque da tantissimi anni a questa parte, quindi sicuramente la valutazione deve concentrarsi tra queste due tipologie di mutui. Col fatto che il variabile fluttua, no? Assolutamente sì, fluttua e quindi ci richiede che cosa? La necessità di andare comunque a controllare tempo per tempo se ci possono essere delle soluzioni più vantaggiose per il nostro mutuo. E qui quindi passo a quelle che possono essere le soluzioni in corso di contratto. Ecco, vorrei precisare una cosa però, che l'aumento dei tassi non riguarda chi ha già sottoscritto vecchi contratti con ovviamente un tasso fisso, eccetera, perché lì abbiamo già i tassi che sono stati bloccati e definiti. Quindi in corso di contratto, se registriamo appunto un aumento del nostro contratto, se troviamo un'altra banca che ci offre delle condizioni più di vantaggio, noi possiamo trasferire il nostro contratto nell'altra banca. Questa operazione ha praticamente costo zero, è prevista da una norma di legge e permette quindi al consumatore di continuare a inseguire quella che è l'offerta per lui più vantaggiosa. Stessa cosa può fare anche con la sua stessa banca. Se la stessa banca dovesse avere delle soluzioni migliori, può essere rinegoziato il mutuo non dovendo sostenere ulteriori spese per iscrizioni di ipoteca, eccetera, Quindi eccetera. si può sempre operare. Si può sempre controllare e andare a modificare le condizioni. Per quello queste trasmissioni servono molto per cercare di aiutare voi consumatori, no? In tutto questo. Bene, allora, il tempo è finito. Time's up, ci dicono? Stop? Sì, stop alle telefonate che non ce ne sono state, ma perché non sono previste questa trasmissione. Quindi rinviamo alla prossima, sperando di avere notizie un po' più Esatto, una allegre. volta c'era l'autunno caldo e adesso c'è l'autunno freddo, purtroppo. Vabbè, ridiamoci su, dai, perché il momento non è facilissimo. Ringrazio Barbara Puschiasis per essere venuta come sempre a trovarci in trasmissione, averci dato queste pillole di aiuto e saggezza, e ringrazio voi, cari telespettatori. Appuntamento domani sempre con Screenshot 19:45. Grazie, arrivederci.